Un grand mandi aduc e un grande saluto a tutti. La stretta e più pressante attualità ci impone di ospitare nuovamente il comitato dei promotori della proposta di legge regionale a iniziativa popolare per la istituzione di due soli enti locali di area vasta, intermedi tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e comuni, uno per il Friuli e uno per Trieste, che ha pubblicato la sua proposta di legge regionale sul sito www.friuli-trieste.org, perché questa associazione di privati cittadini ha recentemente pubblicato il suo terzo comunicato stampa, che passo a leggervi come al solito brevemente. Il Consiglio regionale F-VG ha riesumato il vecchio sistema geopolitico a 4 province. Da assessore triestino viene di nuovo imposto il solito divide et impera al territorio friulano. Si procede dall'alto, evitando anche in questo caso ogni consultazione referendaria. La nostra proposta di legge regionale a iniziativa popolare binaria resta l'unica alternativa. Chiunque coglie immediatamente che due soli enti, costerebbero la metà rispetto a 4. Oltre a risparmiare metà delle risorse dei contribuenti, raggiungeremmo anche il Friuli unito. La nostra proposta legislativa popolare su base binaria non dipende dalla legislazione regionale a iniziativa giuntale, risulta totalmente autonoma anche dalla recente approvazione del DLR 86, del disegno di legge regionale a iniziativa giuntale. Risulterebbe in grado di riformare l'attuale quadro qualora, previo referendum consultivo obbligatorio sulla proposta riforma delle vecchie circoscrizioni provinciali, ovvero sia a fronte della proposta di modifica dei vecchi confini, venisse approvata successivamente, magari in esito referendario positivo, e ciò anche nella futura legislatura regionale, poiché sarebbe in grado di sopravvivere anche alla convocazione di future elezioni regionali, perché le proposte popolari non vengono archiviate alla fine della legislatura, ma viceversa continuano a vivere e vengono trasferite alla legislatura successiva. La nostra proposta legislativa popolare su base binaria si può firmare anche a sportello presso gli uffici elettorali comunali. Qualora alcuni uffici anagrafici periferici risultassero ancora sguarniti dei moduli cartacei timbrati in originale dal Consiglio regionale, visto che per effetto di legislazione statutaria oramai anacronistica tutte le operazioni per la sottoscrizione della nostra proposta sono ancora esclusivamente cartacee, nonostante siamo nel 2026, si chiede cortesemente ai primi firmatari della nostra proposta di passare con urgenza presso il recapito legale del primo dei proponenti, sito in via Aquileia numero 22 a Udine, per ritiro dei moduli timbrati dal Consiglio regionale, per raccolta delle sottoscrizioni popolari,
moduli da depositare poi su tutto il territorio della regione, anzitutto presso gli uffici anagrafici comunali di rispettiva residenza, anche al fine di semplificare e velocizzare quanto più possibile le operazioni di autentica delle firme di tutti i cittadini regionali interessati a fare la propria parte per dare tutti insieme il loro importante contributo al fine di aprire nuove prospettive di speranza per il futuro della nostra terra, altrimenti destinata a rimanere solamente una espressione geografica, oltretutto sempre più misconosciuta e umiliata. Questo è il momento di lavorare, non per ridurre il Friuli a uno spezzatino, ma per riunirlo, dicevano ai tempi del terremoto 1976 in Friuli. Un modon paromp e tornarin a plomb. Se anche solamente una cinquantina di elettori regionali firmassero la nostra proposta in un centinaio di comuni della regione, saremmo già a cavallo. È tutto chiaro? Ecco, l'obiettivo di questo comunicato è chiarire che noi, nonostante l'approvazione, la recentissima approvazione della legge regionale a iniziativa della giunta regionale, noi continueremo regolarmente a raccogliere le firme di tutti i cittadini regionali, perché non conta quale proposta di legge viene approvata per prima, conta molto di più viceversa la legge che può essere approvata per ultima, ovviamente riformando il quadro legislativo previgente. Per cui ciò che conta è fare anzitutto un tentativo per fare tutti la propria parte, non solamente per risparmiare soldi pubblici, ma anche per, già che ci siamo, fare anche il Friuli unito dall'Ivenza al Timavo. Cercasi giornalista che sia in grado di spiegarlo alla nostra gente. Se davvero in pochi parlano della nostra proposta, forse è il caso che tutti i cittadini si rendano conto della sua importanza, dell'importanza di sostenerla comunque, anzi, proprio in quanto censurata, evidentemente sta dando molto fastidio. Abbiamo bisogno di far girare la voce con tutti i canali anche più tradizionali come il passaparola, come la sensibilizzazione dei parenti, degli amici, dei conoscenti. Facciamo tutti la nostra parte, portiamo tutti la nostra firma per cercare di migliorare per quanto possibile la nostra terra, il nostro Friuli, cercando di dare tutto il nostro contributo per fare il possibile. Ecco, da qualche parte bisognerà pure incominciare. Se tutti danno una mano, forse riusciremo a combinare, nonostante tutti gli ostacoli che continuano a venirci opposti da tutte le parti. Ma abbiamo appena incominciato, voglio rassicurare tutti coloro che temono molto la nostra proposta, che andremo fino in fondo e non lasceremo nulla di intentato per raccogliere dal basso la reale volontà del popolo friulano, che ne siamo sicuri aspira a maggiore serietà istituzionale, vuole risparmiare in questi tempi di crisi economica e soprattutto vuole finalmente costruire
l'unità di tutto il Friuli dall'Ivenza Altimare, del Friuli geografico, storico, linguistico, culturale. Per cui insieme ce la faremo. Ho firmato questo comunicato il 1° luglio del 2026, sono l'avvocato Luca Campanotto del Foro di Udine, sono il primo dei promotori popolari di questa proposta alternativa, la cui necessità è sempre più evidente, anche in considerazione del fatto che il vecchio sistema a 4 province oramai ripristinato non è più una mera possibilità, ma è una realtà. Il percorso di riattivazione sarà comunque molto lungo e ci darà tempo di portare avanti comunque la nostra proposta binaria, ovvero sia a 2 soli enti locali di area vasta, consentendo di se non altro limitare i danni e razionalizzare il sistema, dimezzandone i costi. Anche nell'interesse del Friuli, passaparola. Grazie a tutti. Passaparola.